La terra chiede aria, l'acqua cerca spazio. Questo è lo slogan con cui da sabato 17 a domenica 25 maggio l'Associazione Nazionale Bonifica e Irrigazione promuove in tutta Italia centinaia di eventi. L'obiettivo è sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema spesso purtroppo di tragica attualità della salvaguardia idrogeologica. La settimana della bonifica e dell'irrigazione nel Veneto rappresenta quest'anno un'occasione per riflettere sulla necessità di rispettare gli elementi primari, non soffocandoli entro limiti innaturali come quelli imposti ad esempio dai processi di urbanizzazione. Negli ultimi 10 anni noi abbiamo sottratto alla superficie agricola regionale 4.500 ettari all'anno. È la superficie di un comune ogni anno, sono pari a 13 campi da calcio ogni giorno che vengono sottratti alla superficie normale coltivata per farla diventare superficie artificiale impermeabile all'acqua. Questo continua tutt'oggi anche se la crisi morde e non accenna ad arrestarsi. L'urbanizzazione non diciamo che va fermata, ma deve essere rigovernata tenendo conto che ogni metro quadrato, ogni 100 metri quadrati che si cementificano devono esserci opere di compensazione affinché il territorio possa contenere e dare realmente lo spazio all'acqua che in realtà lei stessa chiede. La settimana della bonifica nel Veneto sarà osservata da decine di occasioni per conoscere le realtà dei consorzi di bonifica, eventi sportivi, culturali, incontri informativi e didattici, visite guidate alle centrali e agli impianti idrovori sparsi su tutto il territorio regionale. Una settimana per capire il ruolo essenziale svolto dalla bonifica veneta. E continuare a far capire, a far vedere e a far toccare con mano ai cittadini e ai contribuenti qual è il lavoro che quotidianamente i consorzi di bonifica in Veneto in modo particolare ma anche in Italia stanno facendo per la sicurezza idraulica, per l'irrigazione e per l'energia rinnovabile. La settimana della bonifica giunge al termine di un'altra settimana, quella dell'ambiente, promossa dai consorzi del Veneto in collaborazione con la Regione. Una sinergia, quella tra consorzi ed ente regionale, che ha permesso in questi anni alla bonifica veneta di ristrutturare efficacemente la sua organizzazione, operando una riduzione dei costi e diventando così una realtà tra le più efficienti a livello nazionale. Nell'anno 2013, senza aumentare fondamentalmente negli ultimi 4 anni, i consorzi di bonifica hanno investito 13 milioni di euro di risorse proprie appunto per la manutenzione straordinaria di questo territorio. Pensi che la Regione ne ha messi 5. Credo che i consorzi di bonifica proprio da questo punto di vista abbia dato un segnale importante a questa Italia, per cui è necessario andare in questa direzione, nel riorganizzare, nel fare fusioni dove è possibile appunto per risparmiare risorse che rimangono nel territorio.